Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, la cronaca come sempre in primo piano con i furti, gli incidenti, tutte le notizie delle ultime ore già raccolte dalle nostre redazioni, trasformate poi in servizi che possiamo vedere qui nel corso della nostra informazione, ma anche l'attualità, soprattutto l'attualità economica di una regione che guarda ai saldi del 2023 con grande attenzione per capire se saranno quelli della ripartenza o se si dovrà ancora aspettare con lo spettro poi della recessione, dell'inflazione che galoppa. L'attualità dell'inquinamento con i panevin, con i falò delle Befane che saltano un po' in tutto il Veneto a causa delle restrizioni imposte proprio per questo periodo in cui il clima sta dando, insomma, ma questo lo vediamo tutti i giorni, temperature e giornate decisamente non da inizio gennaio. La cultura, il tempo libero, tutte le notizie, come dicevamo, ma non solo dal Veneto, perché oggi è la giornata dell'ultimo saluto a Papa Emerito Benedetto XVI. Si è tenuta la cerimonia funebre in San Pietro, ovviamente seguita da decine di migliaia di persone, tra l'altro una celebrazione anche piuttosto inusuale, perché non pare che sia la prima volta che un Papa celebra le esequie di un suo predecessore, e viene confermato l'affetto delle persone verso Papa Ratzinger, verso questa figura così importante per la storia della Chiesa. Dicevamo, almeno 50.000 persone questa mattina in San Pietro per l'ultimo saluto. A Venezia si è deciso di salutare il Papa Emerito nel giorno dei funerali solenni con le bandiere a mezz'asta, come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un ultimo omaggio. Ma sentiamo anche le parole di Papa Francesco. Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. Che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita. San Gregorio Magno, al termine della regola pastorale, invitava e esortava un amico a offrirgli questa compagnia spirituale. E dice così: in mezzo alle tempeste della mia vita mi conforta la fiducia che tu metterai a galla sulla tavola delle tue preghiere, e che se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l'aiuto dei tuoi meriti per sollevarmi. È la consapevolezza del pastore che non può portare da solo quello che in realtà mai potrebbe sostenere da solo, e perciò sa abbandonarsi alla preghiera e alla cura del popolo che gli è stato affidato. È il popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui
con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza, per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme: Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Immagini che sono già entrate nella storia. Oggi i fedeli gridavano Santo subito in piazza San Pietro, quindi l'affetto di cui abbiamo già parlato fortissimo nei confronti di Papa Ratzinger. A Roma c'era anche Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, che celebrerà sabato una messa di suffragio per Ratzinger. Ieri invece la messa di suffragio è stata celebrata al Santo, sempre di Padova, e noi abbiamo parlato con il rettore del Santo, padre Antonio Ramina, per tratteggiare un ricordo di Papa Benedetto XVI. Il pontificato di Benedetto XVI è ancora molto vicino a noi e credo che una delle ragioni di valore del suo magistero e anche della sua testimonianza sia proprio questo continuo richiamo a trovare ragioni di incontro. Ecco, Benedetto ha testimoniato in prima persona e anche favorito con la sua riflessione teologica il senso di responsabilità con cui dobbiamo vivere la fede, quindi non solo delle informazioni, la fede, ma un richiamo a lasciare plasmare la propria stessa vita nel nome di Gesù, appunto, e quindi attorno a quei valori che ci vedono fratelli e sorelle, prima ancora che antagonisti. Benedetto XVI aveva avuto un rapporto piuttosto importante con alcune zone del Veneto, si parla dell'altopiano di Asiago, ma anche e soprattutto di Bassano. In occasione, nel giorno della sua morte, la nostra redazione aveva preparato questo servizio per ricordare l'arrivo in città proprio di Joseph Ratzinger. Vediamo. Era il 16 ottobre 1992 quando a Bassano venne consegnato il Premio Nazionale Cultura Cattolica all'allora cardinale Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI. Un legame molto stretto tra la città ai piedi del Grappa e il Papa benemerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013, che si è spento in questo 31 dicembre 2022. Maestro incomparabile, guida sicura per la promozione della cultura cattolica nel fertile equilibrio di tradizione e rinnovamento. Recitava così la motivazione del riconoscimento che ogni anno a Bassano viene assegnato a personaggi di spicco proprio nella divulgazione della cultura cattolica nei vari ambiti della società. Un'occasione prestigiosa per la città, alla presenza, come mostrano queste immagini che i nostri tecnici girarono al tempo, di tante autorità anche a livello nazionale. Per me, come già detto, è un momento molto commovente e una grande gioia essere qui in questa bella città di Bassano. Ratzinger in quegli anni ricopriva già un ruolo di spicco, prefetto per la dottrina della fede, di fatto numero 2 della Chiesa, aveva guidato una commissione speciale di 12 esperti con l'aiuto di 7 vescovi da tutto il mondo e redatto un nuovo catechismo, 400 pagine, punto di riferimento per la stesura dei catechismi regionali e diocesani, un messaggio che aveva portato anche a Bassano. Ho pensato
perché dobbiamo, come dice San Pietro, dare la ragione della nostra fede anche agli altri. Quella fede che lo ha accompagnato sino alla fine dei suoi giorni. Un uomo retto, serio, impegnato, attento, capace di divertirsi tra nuovi amici davanti a un bicchiere di vino e scampagnate. Un grande uomo semplice che Bassano ricorda con rispetto e affetto. Ora noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tutta la cronaca di cui parlare in questa giornata così importante. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo iniziato il nostro telegiornale andando fuori dal Veneto però per vedere le immagini dell'ultimo saluto a Papa Emerito Benedetto XVI, le esequie a Joseph Ratzinger in piazza San Pietro a Roma con decine di migliaia di persone, di fedeli che gridavano santo subito per confermare ancora una volta il grande affetto che la Chiesa, la popolazione, le persone riservano e hanno riservato al Papa. Ci hanno detto, la comunicazione ufficiale Vaticano dice che bisogna dire Papa Emerito, quindi si dice così. Ma adesso cambiamo decisamente argomento, passiamo alla cronaca. Vediamo a Treviso in fiamme 3 veicoli, un'esplosione fa saltare in pezzi la vetrata di un negozio. Le fiamme sono divampate nella notte in via Giovanni Pascoli, a San Donà. L'incendio, scoppiato poco prima dell'1, sembra partito da un'auto per poi estendersi ad altri 2 veicoli. Immediatamente è stato dato l'allarme. Il calore del fuoco hanno provocato un'esplosione in pezzi. È andata alla vetrina di un negozio e danneggiato la pensilina all'ingresso di un condominio. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di San Donà di Piave con un'autopompa e un'autobotte. 7 i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per avere ragione delle fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita, danni ingenti alle 2 auto, al furgone e al negozio. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno messo i veicoli sotto sequestro. Ci spostiamo a Padova dove le Fiamme Gialle hanno effettuato un sequestro di armi illegali, c'erano spade, tirapugni, pugnali, manganelli e addirittura i taser. Vediamo. 10.000 pugnali, 50 katane, 3 taser, 600 tirapugni, 200 manganelli telescopici, tutti pronti per essere venduti in modo illegale. Sono le armi sequestrate grazie a un'operazione dei Baschi Verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Padova. Tutto è nato dalla perquisizione di un veicolo commerciale parcheggiato nella zona industriale della città, dove una donna era intenta a sistemare alcune confezioni. Il veicolo si è rivelato un vero e proprio negozio ambulante di armi e strumenti atti ad offendere che necessitano di autorizzazione del questore per la vendita. Da qui le Fiamme Gialle sono risalite a una ditta individuale nelle vicinanze dove le armi venivano detenute in modo illegale all'interno di confezioni con immagini di paramilitari in azione. Del materiale presente non vi era alcuna documentazione contabile e fiscale, per questo il titolare della ditta è stato denunciato per detenzione e vendita non autorizzata di armi e ricettazione. Parliamo ancora di armi e rimaniamo a Padova dove a Capodanno qualcuno ha deciso di festeggiare sparando 23 colpi di pistole centrando la casa di un vicino. Sono rientrati dopo le vacanze di Natale e si sono accorti che la loro finestra era stata forata da un colpo di pistola. A terra alcuni pezzi di vetro, il mobile in legno della cucina scheggiato. Amara sorpresa per una coppia di padovani residenti nel quartiere di Chiesa Nuova. Dopo aver scoperto il foro, hanno chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti sul pavimento della cucina hanno ritrovato l'ogiva di un colpo di arma da fuoco. Perlustrata la zona attorno all'abitazione, i poliziotti si sono accorti che davanti a un'altra casa singola, a meno di 100 metri in linea d'aria, vi erano numerosi bossoli esplosi sparsi sulla ghiaia e sul ciglio della strada. A spararli, si è scoperto poi, era stato un 45enne padovano che per festeggiare la notte di Capodanno aveva esploso 23 colpi in aria con le armi che deteneva regolarmente. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito,
ma il gesto sconsiderato avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se la coppia fosse stata in casa. Il 45enne è stato denunciato per esplosioni pericolose e danneggiamento aggravato. Rimaniamo a Padova per vedere gli sviluppi di una vicenda che i nostri giornalisti hanno raccontato nelle scorse ore, ovvero il crollo di un albero su 3 automobili con il ferimento di una persona. Una tragedia sfiorata, quella che poteva capitare ieri mattina in via Ariosto. L'albero che è caduto schiacciando 3 auto parcheggiate lungo la strada e colpendo un'altra vettura di passaggio, ferendo una persona, da tempo doveva essere abbattuto. L'amministratore del condominio, nella cui area verde era piantato il grosso olmo crollato, stava attendendo gli ultimi permessi necessari per dar via all'abbattimento. Ieri mattina però l'albero, che ha più di 40 anni, si è schiantato al suolo. Era molto vecchio, forse il tronco era cavo all'interno, e ha ceduto, centrando in pieno le auto parcheggiate che sono state completamente distrutte. Se ci fosse stato qualcuno all'interno non avrebbe avuto scampo. Una quarta vettura è rimasta coinvolta, una Mini Cooper che stava transitando al momento del crollo. Il conducente è rimasto leggermente ferito, il vetro del cruscotto è andato in frantumi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina e via Ariosto, vicino all'incrocio della Stanga, a quell'ora è sempre molto trafficata. L'assessore al verde di Padova, Antonio Bressa, rivolge un nuovo appello ai residenti che hanno grosse piante in giardini che affacciano lungo strade trafficate. Dobbiamo parlare con molta chiarezza rispetto a un tema che riguarda l'incolumità delle persone, perché anche oggi ci sono state delle persone coinvolte dalla caduta di un albero. Soprattutto le proprietà private che hanno degli alberi che si affacciano verso la pubblica via, è importante che queste proprietà si occupino di controllare lo stato di salute degli alberi, che purtroppo non sono immortali, quindi possono avere nel corso del tempo delle problematiche, e così come fa il Comune di Padova. Noi vogliamo aumentare il numero di alberi in città, è quello che stiamo facendo nel corso di questi anni, ma al tempo stesso abbiamo una gestione delle alberature attenta, proprio per evitare che possa succedere qualcosa alle cose, ma soprattutto alle persone. Il Comune si dice pronto in futuro a mettere a disposizione dei privati una particolare autoscanner in grado di mappare e definire lo stato di salute di tutto il patrimonio arboreo della città, sia quello pubblico che quello privato che affaccia sulla strada. E ora restiamo, se non a Padova, ma in zona, andiamo a Noventa Padovana per un contributo che ci arriva dalla nostra redazione, che ha parlato con il sindaco appunto di Noventa Padovana, che ha avuto un'idea per aiutare i cittadini derubati in questo periodo. Buongiorno, ci troviamo a Noventa Padovana con il sindaco, che ringraziamo, Marcello Bano, per la sua disponibilità in questo giorno di quasi festa. Ma per noi non è mai festa, siamo qua a lavorare sempre. Quindi Allora, sindaco, parliamo di questa iniziativa che aveva promesso ai suoi cittadini in campagna elettorale, che è riuscito a portare a termine, e cioè quella di garantire a tutte le famiglie di Noventa Padovana una polizza gratuita contro i furti. Tra l'altro purtroppo una piaga che continua anche a Noventa Padovana. E allora, per fortuna i dati sui furti sugli appartamenti sono molto diminuiti, segno evidente che c'è stato un cambio di passo. È vero che noi stiamo pagando in questo momento una banda straniera che non è solo sul territorio di Noventa, ma sta colpendo molte province, che è una banda specializzata in ricambi d'auto e quindi lo smontaggio delle auto. Però è un'altra questione, per fortuna. Cioè, quello che noi ci premeva è riuscire a dare una polizza di prima assistenza, di primo aiuto per quei cittadini che subiscono un furto in appartamento, cioè quindi si vedono danneggiati le proprietà. Naturalmente la polizza non copre il valore del furto, però gli diamo una prima assistenza, come per esempio il piantone che rimane là, che non è una cosa da poco, l'assistenza per esempio per andare a prendere le medicine in farmacia, visto che non può abbandonare la casa o fare la spesa, l'assistenza psicologica, il pernottamento nel caso debbano andare in albergo, e anche alcune piccole riparazioni che riguardano gli infissi. Cioè, quindi è un messaggio che l'amministrazione ha deciso di fare, tra l'altro copiando quello che anche altri comuni stanno facendo. Il primo comune è stato quello di Enoco Soranzo,
ho visto che non è stata impugnata, malgrado le minoranze vorrebbero impugnarla. A noi ci sta più a cuore il benessere dei cittadini, l'assistenza dei cittadini, quindi andiamo avanti. Ecco, sono circa 11.800 gli abitanti di Noventa, questa polizza è gratuita, è un'operazione che costerà quanto al Comune? Costerà circa 6.400 euro all'anno, la polizza è attiva già dal 31/12 di quest'anno, dalla mezzanotte del 31/12, e l'altra cosa importante, sarà fatta una campagna di promozione e soprattutto con tutte le indicazioni di quello che copre, di quello che non copre, quale numero fare appena, Dio non voglia, si subisce un furto, e a quel punto là scatta il meccanismo per dare la prima assistenza, come è giusto che sia, insomma, ma è nel solco di quello che dicevamo in campagna elettorale, cioè quindi quello che dicevamo in campagna lo stiamo anche facendo durante l'amministrazione. Ecco, i cittadini in qualche modo la devono attivare questa polizza, Sindaco? No, è già attiva. Loro devono chiamare il numero verde qualora ne avessero necessità, e a quel punto parte praticamente l'assistenza a domicilio. Ecco, per quanto riguarda la sicurezza, il vostro comune ha fatto dei passi in avanti in questi ultimi mesi, compreso quello di ampliare i servizi della polizia locale e unirvi ad altri comuni del territorio. Sì, questo è un progetto che stiamo portando avanti con il vice sindaco nonché assessore alla sicurezza Nicola Canistracci, che ringrazio. E sostanzialmente noi stiamo lavorando sul modello della Federazione del Campo San Perese. Abbiamo già portato in Consiglio Comunale la convenzione che riguarda Noventa Padovana, Vigo Novo, Saonara e Stra, e quindi il modello di riferimento sarà quello della Federazione. Naturalmente adesso stiamo lavorando sulla formazione, sulla strumentazione per ogni vigile e soprattutto sugli orari, facendo una contrattazione sindacale. Però l'obiettivo è da qua ai prossimi 5 anni avere un corpo di polizia unico, e questo è un obiettivo ambizioso, molto faticoso, però l'importante è che le amministrazioni, insomma, siano d'accordo. Abbiamo già un incontro la settimana prossima con i sindaci proprio da un punto di vista tecnico per procedere in maniera spedita. Ecco, bene, non so se ci sono altre domande da studio, se no da Noventa Padovana ringrazio il sindaco Marcello Bano e restituisco la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, sindaco di Noventa Marcello Bano. Vedremo se ci saranno altre amministrazioni, altri colleghi di Bano che seguiranno questo esempio per andare un po' incontro ai cittadini in un momento così difficile per tutti. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto, non solo in Veneto, c'è insomma un bel po' di polemica per quello che ha fatto o avrebbe fatto la cantante vicentina Madame, della quale si è preso in seguito a indagini che sono tuttora in corso, che non si sarebbe vaccinata pur avendo poi invece le carte che risultavano essere in regola. È esplosa una bagarre anche mediatica perché Madame insomma sarà a Sanremo fra pochissimi giorni. Ne parliamo con il nostro direttore Luigi Baccialli in collegamento con noi. Buongiorno direttore, che cosa sta succedendo? Buongiorno Ferdinando e tutti i nostri spettatori. Io credo che sia un fatto che va commentato, perché non si tratta di una famosa cantante, ovviamente, perché altrimenti se ne parlerebbe ancora di più. È una cantante ventenne che ha avuto un suo exploit, è vicentina, e pare che possa partecipare a Sanremo prossimamente, ma bisogna riflettere su questo caso, perché questa ragazza, insieme anche alla tennista Camila Giorgi, si sarebbe fatta dare un Green Pass falso, quindi con una finta vaccinazione. Questa dottoressa che è coinvolta in questo caso ovviamente è stata peraltro arrestata, la Madame, questo nome d'arte,
che io trovo anche strano, perché una ragazza di 20 anni che si chiami Madame. Vabbè, ma al di là di questo, Francesca Calearo si chiama, ha 20 anni, vicentina, ha messo le sue responsabilità e ha detto: adesso mi faccio tutti i vaccini. Io non sono mai stata vaccinata perché i miei genitori sono sempre stati contrari ai medici e alle vaccinazioni, mi hanno condizionato, sono entrata in una fase di complottismo. E la prima cosa che bisogna dire è che è un comportamento inqualificabile sotto molti punti di vista. Intanto perché tanti Novax hanno perso il loro lavoro, non hanno potuto lavorare. Quando poi sono stati recuperati nel loro posto di lavoro, non sempre sono potuti restare lì, perché poi hanno avuto problemi, molti addirittura non sono stati ripresi dalle imprese. Ci sono sportivi come Djokovic, che non avendo il Green Pass ha dovuto rinunciare ad importanti tornei, ricordo gli internazionali in Australia. Tantissime persone, anche semplicissime, che per convinzione, per le loro convinzioni, si sono sacrificate. Poi io sono contrario a chi non si vaccina, a chi mette in discussione la scienza e parla di chip che ci infilano nelle vene o nel cervello attraverso i vaccini, cioè sono cose da matti. Insomma, noi ci siamo salvati in qualche modo proprio grazie a una vaccinazione di massa che qui in Veneto, tra l'altro, è andata bene ed è stata consentita da una macchina sanitaria straordinariamente efficace. Sentire che una ragazza non si vaccina, ma non è il fatto di non essersi vaccinata, è il fatto di avere truffato, di avere perpetrato una truffa, una frode, pur di ottenere un Green Pass a cui non avrebbe avuto accesso. E quindi adesso c'è da parte sua un pentimento a parole, si sente anzi vittima dei genitori, scarica le colpe sui genitori Novax e dice che adesso i vaccini li farà tutti, ma è veramente sconcertante. Sarebbe gravissimo che la RAI la mettesse alla partecipazione al Festival di Sanremo, essendo stata colpita da accuse così infamanti. E d'altra parte la RAI arriva ad ammettere che in una trasmissione come Ballando con le Stelle, vista da milioni di telespettatori, possa partecipare il fidanzato di una giurata. Cioè la famosa Lucarelli ha fatto parte di una giuria che doveva valutare il comportamento del suo fidanzato, e quindi con anche critiche della Lucarelli nei confronti dei giurati che secondo lei avevano maltrattato il suo fidanzato che partecipava al concorso. Sono cose che, non lo so, in altre televisioni pubbliche e in altri paesi non si vedrebbero e non si vedono mai. Quindi io credo che rispetto a se saranno accertate le responsabilità di questa ragazza, che è giovane, si può dire che non abbia una grande dimestichezza con queste vicende, ma insomma è in grado di intendere, di volere. A 20 anni cammina scalza, calca i palcoscenici con grande disinvoltura, pur di arrivare al successo ha fatto una truffa. Io credo che sia giusto dire che ha sbagliato e che debba pagare con una non partecipazione al Festival di Sanremo. Altrimenti si legittimano questi comportamenti, si dà ragione non tanto ai Novax, quanto a coloro Novax che per poter continuare a lavorare compiono un reato. Mi sembra una vicenda che non si può non commentare e non deprecare, perché è un pessimo esempio per tanta gente, soprattutto per i ragazzi della
Direttore, noi non credo che lo possiamo mandare in onda perché non si è riusciti a ritagliarlo, ma insomma abbiamo qui davanti la spiegazione che ha dato Madame sui social. Parla appunto di questa famiglia che dubita dei medici e delle misure della medicina tradizionale, spingendosi su ricerche alternative. Dice di non avere vaccini di alcun tipo, non giudica a priori le scelte di una madre e di un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Quindi tratteggia un ritratto familiare anche molto intimo, cioè sono cose molto personali questo. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre, tranne casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici, state naturali. In un periodo come questo, direttore, faccio una domanda poi, in un periodo come questo in cui il tema è veramente di scottante attualità, un artista che interviene in questo modo sui social, dove sappiamo ci sono tantissimi giovani che vanno a seguire queste figure, può permettersi di fare uscite come questa? No, dicevo prima, è un pessimo esempio proprio per i ragazzi che oggi sono collegati attraverso i social, che di social la vivono, che sono sempre sulla rete, che credono alla rete, credono peraltro a tante fake news devastanti che hanno portato, come sappiamo, a gravissime conseguenze, a gesti estremi, ne succedono di tutti i colori. Credo che siano comportamenti veramente molto, molto gravi. Non si può trasmettere, dare il messaggio che per arrivare a un certo risultato si può compiere un reato, si può proprio violare la legge, violare delle regole che milioni di persone hanno rispettato. Qui non c'entra, ripeto, la questione dei Novax. Noi i Novax li abbiamo ospitati, abbiamo sentito le loro ragioni quando sono stati disposti, tra l'altro, a farsi intervistare, perché il più delle volte, io ricordo i giorni in cui c'erano le manifestazioni no Green Pass, noi cercavamo di sentire le loro ragioni e i giornalisti, anche i nostri giornalisti, hanno ricevuto insulti e improperi. Ma noi siamo andati lì per capire le loro ragioni e rispettiamo tutte le opinioni. Abbiamo avuto ospiti nei nostri studi a Focus tante volte, anche Lorenzo Damiano, che è stato un Novax, poi ha preso il Covid, è stato ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale Vittorio Veneto, è uscito da Vittorio Veneto sano e salvo, per fortuna, e ha ringraziato i medici, ha ringraziato le cure, ci ha ripensato, ha cambiato opinione su quanto pensava della scienza. Siamo pieni di fattucchiere, chiromanti, di persone davvero del tutto incompetenti, che non sanno nulla né di medicina né di scienza, che si arrogano il diritto di dire agli altri che cosa conviene fare, perché conviene curarsi con le erbe, basta un'aspirina. Se non ci fosse stata una vaccinazione dei massi, ma oggi altro che i morti che abbiamo contato finora, e sono stati tanti purtroppo, sarebbe stata una catastrofe, sarebbe andata molto peggio anche nel nostro paese e anche qui nel Veneto. Quindi tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito a far girare queste voci deliranti, queste tesi strampalate, sono responsabili di avere probabilmente provocato molti danni. Io ricordo i giorni in cui tanti italiani non potevano entrare nei bar e nei ristoranti se non erano provvisti di Green Pass, dopo essersi tamponati, dopo essersi vaccinati. Non si vede perché qualcuno possa fraudolentemente circolare senza nessun problema, esibendo un Green Pass ottenuto illegalmente. È un fatto molto grave e, ripeto, non si può passare sotto silenzio queste vicende, bisogna parlarne, bisogna accertare le responsabilità, e chi sbaglia in questi casi poi deve anche pagare dal punto di vista penale. Ci sarà un processo, ovviamente
presunzione di innocenza fino a una sentenza, ma è chiaro che non basta il pentimento a parole, adesso faccio tutti i vaccini, faccio tutti i vaccini, ci vogliono, ci si fa 4 vaccini nel giro di pochi giorni. Quindi anche di questo credo che si debba tenere conto. Direttore, prima di salutarla, abbiamo giusto qualche secondo prima di andare in pubblicità, qualche anticipazione su Focus di questa sera? Insomma, come sempre un talk seguitissimo in Veneto, che vive poi di fiammate anche oltre quando ci sono temi roventi. C'è qualcosa che bolle in pentola? Guarda, intanto ti dirò, abbiamo fatto, come sai Ferdinando, grandi ascolti con lo scontro tra Crisanti e Zaia, una vicenda che ha così sorpreso molti, al di là di tutto queste guerre poi non producono nulla di buono, perché le guerre poi lasciano sul campo morti e feriti, a prescindere da chi le possa poi vincere. Ieri sera siamo tornati sull'autonomia perché ci sono ovviamente ancora bastoni tra le ruote. Oggi Salvini, come abbiamo visto anche sui giornali, ha detto che l'autonomia sta comunque procedendo e che il governo intende portarla arrivare all'obiettivo entro quest'anno. Vedremo, se non è quest'anno dovrà essere il 24, perché sennò il centrodestra perderebbe la faccia dopo aver detto che c'è l'accordo presidenzialismo, autonomia, 5 anni di legislatura. Se, come sembra, certo, questa legislatura durerà 5 anni, è bene che l'autonomia la facciano arrivare anche prima, e anche presto, e anche subito, perché non si può calpestare la volontà popolare di chi ha votato più di 5 anni fa e che si è espresso qui in Veneto al 98% per l'autonomia, così come in Lombardia. Insomma, c'è stato un referendum popolare. E allora torneremo su questo e torneremo su tanti altri temi di attualità. Tra l'altro stasera ci saranno anche ospiti che spesso litigano, insomma, si confrontano. Ricordo per esempio stasera c'è Jonathan Montanariello, c'è anche Renato Oraso, insomma, un bel parterre anche stasera, per cui faremo comunque grossi ascolti grazie al nostro pubblico. Direttore, allora, invitando i nostri telespettatori a seguire la puntata di Focus stasera, che si preannuncia scoppiettante, la ringraziamo per questo punto e ci sentiamo se ci sono novità. Grazie, buon lavoro. Grazie Ferdinando, dammi del tu che siamo colleghi. Va bene, ciao direttore, allora buon lavoro. Noi torniamo in studio, ringraziamo il direttore Luigi Bacciali per questo punto, un tema che parte dal piccolo e diventa grande, diventa importante, però abbiamo ancora tanti temi di cui parlare, lo faremo dopo la pubblicità, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Rientriamo nella pagina della cronaca dopo questo commento del nostro direttore Luigi Bacciali sul caso Madame, ovvero la vicenda di questa cantante che aveva un Green Pass, a quanto pare, secondo alcune indagini, che non era veritiero perché non si era sottoposto ai vaccini. Adesso lei ha detto li sto facendo, andrà a Sanremo, insomma ci sono tanti temi, di sicuro se ne parlerà anche nei prossimi giorni. Ma rientriamo nella pagina appunto della cronaca, andiamo a Farra di Soligo per un imprenditore che ha messo una taglia di decine di migliaia di euro che darà a chi gli fornirà aiuto per recuperare quello che gli è stato rubato. Da parte sua nessun passo indietro riguardo a questa ricompensa pseudo taglia, non è pentito di averla fatto? Taglia è una brutta parola perché è sulla persona e quindi insomma non la mettiamo, però ricompensa assolutamente sì. Io spero che qualcosa salti fuori perché per me è importante riavere quegli oggetti.
Francesco Rigamonti non torna indietro. L'imprenditore a cui è stata fatta esplodere la cassaforte nella sua villa a Pieve di Soligo è determinato nel perseguire la sua iniziativa, dare una ricompensa per chi avesse qualsiasi informazione da fornire a lui o alle forze dell'ordine per riuscire a recuperare i gioielli di famiglia. Sì. Perché l'ha fatto? Ma allora, con mia moglie ci siamo confrontati, sono effettivamente ricordi di una famiglia, di una vita, ci siamo legatissimi e siamo molto dispiaciuti, ovviamente ci siamo portati via. Pensiamo che al valore al quale possono rivendere questi personaggi gli daranno 4-5 mila euro per il valore dell'oro. Noi ci siamo confrontati, mettiamo mano ai nostri risparmi e noi fino a 30-40 mila euro a chi ci riporta i gioielli siamo disposti a ricomprarceli. Nel frattempo la paura non cessa a Farrai Soligo, nella morsa dei malviventi, con bande di professionisti in grado di svaligiare 4 case in meno di 2 ore, come la notte di San Silvestro. Loro sono entrati da qui dopo aver ripulito di fatto altre 3 case che sono qua sopra, quindi sono scesi per i vigneti, che vuol dire che secondo me conoscevano bene il territorio, e ci sono portati una scala e sono entrati alla vetrata di un piano superiore, tirandola giù penso con una mazzetta e facendo un buco. Riguardo alle polemiche innescate con la sua idea, l'imprenditore è caustico. Io capisco che questa scelta non possa essere appoggiata dalle istituzioni, però le istituzioni devono capire che finché non si ha la certezza che li prendano, anzi l'impressione è che questi la facciano sempre franca. Addirittura abbiamo scoperto in questi giorni che di questi episodi nei giorni precedenti ce ne sono stati tantissimi qua in zona e le istituzioni non ci hanno mai avvisato. Allora, se almeno ci allarmassero, visto che non sono capaci di fermarli, uno potrebbe attuare delle politiche difensive. Nel mio caso, molto banalmente, o non andavo via o mi portavo via la roba o la mettevo in una cassetta di sicurezza in banca, ma se continuano a minimizzare non c'è neanche allerta nella popolazione. Una popolazione allertata è di per sé una popolazione più attenta e penso possa essere un'ottima barriera al dilagare di questi fenomeni criminali. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Padova, dove un sacerdote esorcista è accusato di aver sottratto 300.000 euro ad un'amica. È indagato per appropriazione indebita Monsignor Sante Babolino, 86enne sacerdote, noto a Padova per essere stato l'esorcista ufficiale della diocesi. L'anziano prete è accusato di aver sottratto ormai quasi 2 anni fa 300.000 euro dal conto corrente di una novantenne sua vicina di casa, ma da tempo ospitata in una struttura per anziani a Rubano, denaro che la procura ha sequestrato qualche giorno prima di Natale. L'ammanco dal conto corrente è stato scoperto dall'amministratore di sostegno dell'anziana signora, che avendo il dubbio che la sua assistita sia stata danneggiata ha fatto un esposto in procura. Ora si dovrà chiarire che deleghe avesse il sacerdote all'epoca dello spostamento di denaro dal conto corrente della signora al suo e se fosse capace di intendere di volere, visto che poco dopo il trasferimento dei soldi anche a lui è stato assegnato un amministratore di sostegno. Monsignor Sante Babolin è sacerdote dal 1962 e nel 1998 era stato nominato cardinale. In tema di furti ci spostiamo ora a Mogliano, dove è sparito, e non è la prima volta, il Bambino Gesù del Presepe. Ogni anno portano via Gesù Bambino, non si sa chi sia, comunque così è, purtroppo. Sempre, da qualche anno, no, ma ci saranno quelli della parrocchia, non lo so io, che stanno controllando, insomma. Ma che effetto vi fa? No, è triste, questa cosa è molto triste. Perché a questo punto, guarda, proprio non si può più fare niente anche qua in piazzetta. Certamente ti fa riflettere su tanti aspetti, insomma, su tante persone che girano intorno, però io rispetto gli altri come gli altri dovrebbero rispettare me che voglio avere il Gesù Bambino. Sono amareggiati gli abitanti del quartiere Centro-Sud che per l'ennesima volta hanno visto sparire il simbolo del Natale dal presepe che ogni anno viene allestito in piazzetta Berto a Mogliano Veneto, e negli anni scorsi episodi simili avevano già turbato la tranquillità della zona residenziale. Ci sono stati già degli episodi spiacevoli, non riguardanti ovviamente solo il presepe, che è un'installazione temporanea, però 2 o 3 anni fa il Gesù Bambino è stato impiccato, è intervenuto appunto qualcuno del comune per risolvere la situazione. Il problema di questa piazzetta è che è un cul-de-sac chiusa, quindi non c'è transito di persone e durante la notte la gente giustamente dorme. Questo è un gesto che può far sorridere, però quando si tocca un simbolo religioso così sotto data dell'Epifania, insomma, fa un po' riflettere.
Le telecamere ci sono e farebbero da deterrente, visti anche i molti episodi di vandalismo e scasso delle ormai famose casette dell'acqua, più volte distrutte per pochi spiccioli nella stessa piazzetta. Si pensa comunque alla solita bravata e il pensiero va subito alla imminente festa della Befana. Noi speriamo vivamente che chi ha preso Gesù Bambino anche quest'anno lo riporti e speriamo che lo spirito natalizio del Gesù Bambino che si è portato a casa gli faccia avere un cuore più buono per il 2023. Io spero sia una goliardata, anzi chiedo a chi ha preso Gesù Bambino, visto che comunque non credo che se ne faccia molto, che ce lo riporti per il venerdì che abbiamo la festa della Befana, così i bambini quando daremo la calzetta vedranno Gesù Bambino al suo posto. Un appello che ci sentiamo di diffondere, vedremo se succederà davvero qualcosa. Nella pedemontana bassanese invece il comune di Romano Dezzellino mette sull'allerta i propri cittadini: attenzione, ci sono dei truffatori in giro. Allarme truffe Romano Dezzellino. Le segnalazioni sono arrivate in comune da alcuni cittadini che hanno chiamato molto preoccupati. Lamentavano il fatto di volontari che così si spacciavano, che entravano nelle case a chiedere denaro per conto del comune. Nego in ogni modo il fatto che il comune possa entrare nelle case a chiedere denaro attraverso volontari. Anche se vi mostrano un tesserino, nessuno è autorizzato a farlo, per cui potrebbe trattarsi di, anzi sicuramente si tratta di una frode alla quale io invito ogni cittadino a segnalare prontamente ai carabinieri quello che sta succedendo e in quel modo riusciremo ad attivarci. Ad agire sarebbero un uomo e una donna sui 50 anni. È un appello che viene lanciato soprattutto magari alle persone più anziane. Quello che è successo questa mattina è stata di alcuni familiari, figli di genitori più anziani che si sono trovati in questa situazione proprio sul cancello di casa, per cui il primo invito è che se qualcuno chiede di poter entrare in casa vostra, la vostra prima risposta deve essere no. Se tra l'altro vi chiede del denaro, ancora più sospetto, segnalate la cosa ai carabinieri. Nel pomeriggio di ieri si sono svolti i funerali di Mariangela Sarto, la donna uccisa nella sua abitazione qualche giorno fa. C'eravamo anche noi. È il grande Duomo consacrato a San Martino, il santo della generosa carità, ad accogliere nella tarda mattinata il feretro di Mariangela Sarto, una bara semplice coperta da un letto di rose arancioni, entrato in una chiesa avvolta nel silenzio, lontana dai riflettori di giornalisti e fotografi. Circa 300 i presenti, in prima fila la figlia Chiara e il genero, il volto coperto dalla mascherina, le autorità cittadine con il sindaco Nivo Fior. Sono 2 lettere scritte dai nipoti Nicola e Valentina, lette da una parrocchiana, a iniziare la celebrazione. Così Nicola. La tua morte purtroppo è un'enorme ingiustizia, perché nel tentativo di aiutare quella tua figlia hai perso la vita e mai ti saresti meritata una fine del genere, specialmente cercando di aiutare il prossimo e di curare quella tua figlia che amavi moltissimo. Però sai, nonna, tutto questo ti rende onore, perché io, per tutta la vita, sarò fiero di avere avuto una nonna che a costo di aiutare il prossimo avrebbe dato tutta se stessa. Promette che si prenderà cura di nonno Giorgio, ancora in ospedale per le ferite ricevute nelle ore in cui la moglie trovava la morte, probabilmente per mano della figlia diletta Nicola. Valentina, l'altra nipote, ricorda l'amore per i fiori della nonna, le sue passeggiate con lei. Eri una donna colta, mi hai trasmesso l'amore per la scrittura, ti vorrò sempre bene. Sono le letture scelte per la messa a farci capire la profondità di questa donna. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Risuona nel Vangelo di Giovanni. Don Livio Buso, parroco di San Martino, ricorda la fede di Mariangela e i suoi 52 anni di fedeltà al marito Giorgio, l'amore per le figlie Chiara e Diletta. Diletta è in carcere perché accusata dell'omicidio della mamma. Nella messa viene ricordata solo con una preghiera. È una gelida nebbia ad accogliere l'uscita del feretro di Mariangela Sarto sul sagrato per l'ultima benedizione scandita dal suono delle campane. La comunità si stringe infine attorno a questa famiglia così provata con un timido applauso. E a proposito di questa vicenda, continuano le indagini sull'omicidio di Mariangela Sarto, il tentato omicidio
del marito Giorgio Miatello. Sulla schiena è stato ritrovato un coccio di ceramica, molto probabilmente è quella l'arma utilizzata per colpire le due persone. Il pezzo di vaso insanguinato è stato ritrovato dai medici del SUEM intervenuti per primi sulla scena del crimine. Il reperto è stato sequestrato dai carabinieri della scientifica. Le ferite non sono profonde, quindi si esclude che possa essere stato utilizzato un coltello. Continuano nel frattempo a migliorare le condizioni di salute di Giorgio Miatello, ricoverato in clinica medica in azienda ospedaliera. L'89enne potrebbe essere sentito dal pubblico ministero nei prossimi giorni. Diletta Miatello invece è detenuta nel carcere di Verona in regime di sorveglianza. Vi daremo altre informazioni su questa vicenda nel corso della nostra informazione, nel nostro telegiornale. E ora torniamo nel Trevigiano, perché un cinquantenne di Santa Lucia di Piave è stato arrestato dai carabinieri. Si ritiene che sia l'autore di molti colpi ai danni di anziani. Ha usato una forza per ottenere alla fine pochi spiccioli, ma mettendo in pericolo comunque l'incolumità delle persone anziane. 3 colpi in 24 ore ai danni di altrettanti ultra ottantenni, tra cui il parroco di Ramera di Mareno di Piave, Don Adriano Zanette. Sono quelli costati il carcere a un cinquantenne di Santa Lucia di Piave. I carabinieri di Susegana, coordinati dalla procura, hanno eseguito a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare, mettendo per ora fine alle scorribande dell'individuo che la sera del 27 novembre si era presentato a casa di un ottantenne di Conegliano, spacciandosi per un operaio che doveva eseguire dei lavori. Al rifiuto della pensionata di aprirgli, aveva scavalcato il cancello, era entrato in casa, aveva trafugato un telefono. Neppure un'ora dopo si era introdotto in canonica Ramera rubando del denaro. Sorpreso dal parroco, che appena il giorno prima gli aveva fatto la carità, aveva spinto violentemente il sacerdote contro il muro, facendosi consegnare altri soldi. Non contento della somma minima che aveva ottenuto, andandosene, scappando, ha preso le chiavi della macchina e ha provato anche a scappare con la macchina del prelato. Era stato un passante a intervenire e a sventare il furto, malgrado l'uomo lo avesse minacciato con delle forbici, mentre il parroco si era dovuto rivolgere al pronto soccorso. Per lui 6 giorni di prognosi. L'indomani a essere preso di mira era stato infine un anziano di Santa Lucia, aggredito alle spalle. Provvidenziale l'intervento di un testimone che aveva messo in fuga il malvivente. La collaborazione dei cittadini si è rivelata fondamentale dunque per chiudere l'indagine in tempi celeri. Ci hanno fornito indizi per poter indirizzare correttamente le indagini sin dai primi momenti, tant'è vero che siamo arrivati a una conclusione positiva in un breve lasso di tempo. Rapina aggravata, furto aggravato in abitazione, tentata rapina aggravata, i reati contestati al cinquantenne, chiuso in cella non solo per i numerosi precedenti, ma soprattutto per l'elevata pericolosità sociale. L'efferatezza della violenza utilizzata per 10 euro, 5 euro, quella è la cosa che ha colpito di più. Facciamo ora un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, c'è una bagarre che non è solo di natura politica, ma coinvolge anche in questo caso politici e amministratori. Stiamo parlando dell'affaire fra Zaia e Crisanti. Proseguono gli scontri. Sentiamo. Le parole di Zaia non stanno né in cielo né in terra, non corrispondono ai fatti e sono smentite dalle telefonate intercettate che lui ha fatto al DG di Azienda Zero, Toniolo. La polemica è ben lungi dal chiudersi e il primo a non voler lasciare che cada è proprio lui, Andrea Crisanti. Il microbiologo e senatore PD non ci sta e replica la ricostruzione fatta dal governatore sull'uso dei tamponi rapidi antigenici per lo screening in Veneto tra la prima e seconda ondata del Covid. Governatore che ieri a Cortina si era detto dispiaciuto della vicenda, ricordando la stima professionale nei confronti di Crisanti e spiegando così una parte delle intercettazioni. Io sostanzialmente cos'è che dico? Dico al mio dirigente, scusa, è da un po', vi faccio una sintesi, perdonatemi, è da un po' che va avanti sta solfa di dire che noi abbiamo denunciato il professor Crisanti. Non è vero. E più lo diciamo e più monta la polemica, più tengono in piedi sta roba. Al punto tale che il Senato accademico si interroga, giustamente dice, cioè come, se denunciano un accademico. E poi scopro che nel momento in cui, dico, visto che la tengono in piedi non ci credono, attendiamoli alla fine, no? Perché poi vanno allo schianto quelli che sostengono questo, no? Perché non è vero che li abbiamo denunciati. I miei cos'è che fanno? Senza confrontarsi, infatti dico, ma non hai sentito l'avvocato? Fanno 2 righe e dicono al Senato accademico, no, non è vero niente, non abbiamo
e lì puff, la polemica sparisce. E io dico, mi sono preso settimane di polemiche, insulti, pedinamenti, nessun pedinamenti, che ti fermano da tutte le parti per dire ma lei ha denunciato. Allora, noi non abbiamo denunciato nessuno. Dalle intercettazioni, continua Crisanti, si evidenzia chiaramente che per mesi ho rappresentato un problema e che finalmente Zaia aveva l'opportunità per schiantarmi. Trovo incredibile che in un paese democratico un presidente di regione utilizzi soldi pubblici ed eserciti tutte le leve del potere per attaccare un semplice cittadino che osa criticare la regione. Secondo Crisanti, in un paese civile Zaia non starebbe ancora lì. L'utilizzo dei tamponi rapidi per lo screening è stato sbagliato. Il PD rincara la dose. È grave che ci sia un'interferenza così grande tra il potere politico e la scienza e che la politica voglia battere la scienza e che magari con forme che ora non si capiscono bene si voglia delegittimare una persona che svolge il proprio lavoro. Al contrattacco invece dalla Lega l'assessore regionale Roberto Marcato. Il senatore Crisanti dice parla oggi da politico che appartiene a un partito dell'opposizione in Regione Veneto e a livello nazionale. Crisanti continua la polemica per consolidare la propria fortuna politica. È facile, conclude, ragionare a oltre 2 anni di distanza elargendo consigli e reprimende. Oggi troviamo innumerevoli persone che ci dicono cosa avrebbero fatto per combattere il Covid nei giorni duri, ma tutte le opinioni vanno contestualizzate in quel preciso periodo storico in cui Zaia si è trovato spesso da solo e con enormi responsabilità a dover decidere. Restiamo in tema sanitario, vediamo un allarme che arriva dalle farmacie, c'è una carenza di farmaci. Sicuramente l'ondata Covid di questi 2 anni ha creato dei problemi di mancanza di sostanze e oltretutto mancano anche a volte proprio i contenitori, le scatole, tutte queste cose qua. E sì, mancano dei farmaci anche molto di uso comune. Anche a Padova e in Veneto si fa fatica a reperire alcuni farmaci. A certificarlo Federfarma, l'associazione di categoria dei farmacisti. Mancano antipiretici che contengono paracetamolo o ibuprofene, mancano farmaci usati per l'aerosol e mancano anche gli sciroppi per i bambini. Nelle farmacie si cerca di aiutare i pazienti suggerendo alternative. Cercano di adattarsi e poi noi chiamiamo il medico magari per prodotti tipo il cortisone, tipo il Clenil, allora chiamiamo il medico, lo informiamo e magari cerca il medico di sostituire con un'altra cosa, però in effetti stanno mancando parecchi farmaci, anche farmaci, ripeto, più banali. Una soluzione di breve periodo non c'è, ci confermano, si stanno però cercando di pianificare gli acquisti futuri. Noi speriamo con l'anno nuovo, abbiamo fatto già ordini programmati per vedere che possa arrivare il prodotto. È una situazione abbastanza assurda perché l'anno 2020 abbiamo restituito scaduti sciroppi che adesso non arrivano, per cui proprio è una situazione veramente assurda. La situazione al momento è peggiore anche rispetto al periodo dei lockdown e proprio da quei momenti parte la scarsità di principi attivi che le aziende riscontrano oggi. Certi prodotti vengono prodotti in India piuttosto che in Cina, per cui di conseguenza le sostanze, principi attivi, di conseguenza c'è proprio stata con il lockdown c'è stata veramente una difficoltà enorme per portarli in Italia. Dalla sanità all'ambiente, con i rischi che ci sono in questo periodo, anche con le nuove norme legate proprio a questo periodo particolare, saltano quasi tutti i cosiddetti panevin, i roghi delle befane, il bugneo, chiamatelo come volete, la sostanza non cambia, è una tradizione molto antica, molto radicata in Veneto che però viene fermata, viene messa in stand-by per quest'anno come è accaduto in altre occasioni. Vediamo cosa succede a Padova. Sarà spettacolare, con una grande befana comunque ricostruita nella sede di Prato della Valle, con giocolieri, trampolieri, con animazione e soprattutto con tantissime calze che distribuiremo ai bambini. Befana ecologica, l'insegna della sostenibilità, niente pire in Prato della Valle. L'amministrazione comunale, presentando le iniziative natalizie, aveva annunciato che non ci sarebbe stato il tradizionale falò e viste le condizioni dell'aria, l'ennesimo semaforo rosso, la scelta è stata confermata. Non mancherà però lo spettacolo e il divertimento per grandi e piccini in Prato della Valle. Infatti arriverà una befana marionetta alta 7 metri in grado di muovere braccia e faccia e interagire con i bambini, e poi giocolieri, trampolieri e oltre 4.000 calze piene di dolciumi che verranno distribuite a partire dalle 3 di domani pomeriggio. La befana è stata interamente realizzata con materiali di recupero. Ai bambini gli artisti che la animeranno fanno una richiesta particolare.
chiediamo ai bambini di portare un pezzo di stoffa che andrà a comporre una grande sciarpa, perché la nostra idea è che questa anziana signora molto gentile e che dona le calze abbia un po' freddo, per cui l'idea è di aiutarla grazie all'intervento anche dei vigili del fuoco con una grande sciarpa composta di tanti pezzettini, un po' una rivisitazione anche della tradizione del San Martino in cui si dona qualcosa. Non mancheranno nemmeno i vigili del fuoco che, a parte i 2 anni di stop imposti dalla pandemia, hanno sempre partecipato alla realizzazione della festa dell'Epifania. Quest'anno in Prato della Valle ci saranno anche loro con i loro mezzi pronti ad aiutare e giocare con la Befana. Per cause, come dicevo prima, di forza maggiore, che per un inquinamento e per dare anche un messaggio ecologista, la Befana verrà fatta in un altro format, però sarà sicuramente uno spettacolo apprezzato da tutti i bambini che sono i nostri fans più grandi. Stop ai Panevin anche nel Trevigiano, vediamo. Il bollettino ARPA dice che rimaniamo in zona arancio e quindi rispettiamo l'ordinanza che avevamo emanato ancora ad ottobre e purtroppo i Panevin non si potranno ottenere. Niente Panevin in comune di Treviso. In assenza di pioggia il bollettino ARPA va confermato il livello arancio di concentrazioni di polveri sottili e di fronte alla persistente allerta smog Cassugana si è adeguata vietando le combustioni all'aperto, compresi i falò dell'Epifania. È una tradizione che è insita in tutti noi e nei cittadini di Treviso, però purtroppo la situazione ci fa prendere una scelta di responsabilità. Chiaro che è molto difficile, ci sarebbe piaciuto, specialmente dopo gli ultimi 2 anni molto difficili, vedere i falò accesi, però purtroppo la qualità dell'aria in questo momento è pessima e giustamente il sindaco ha deciso di non prendersi questa responsabilità e io avvallo pienamente la sua scelta. In territorio di Treviso nessuna Proloco o associazione aveva comunque preparato il Panevin quest'anno. Già da prima di Natale i vari gruppi erano stati avvisati del rischio di lavorare invano. Li abbiamo tenuti informati in giorno anche con telefonate agli organizzatori. Ci saranno le tradizionali feste a cui saremo presenti, però purtroppo non era il momento di fare una scelta diversa. 12 le feste annunciate nei quartieri, la Befana arriverà comunque ma non intorno al fuoco e con lei pure pinza e vin brûlé. Resta il fatto che in molti comuni della cintura urbana i Panevin bruceranno e come, con l'avvallo delle amministrazioni comunali. Questa è una scelta che ogni sindaco prende per il suo territorio ed è giusto che venga fatto in piena autonomia. Non siamo stati sicuramente felici di fare questa scelta, però ripeto, è una scelta di grande responsabilità da parte del sindaco. Entriamo in tema politico, ne abbiamo parlato anche con il nostro direttore Luigi Baccialli in collegamento con noi durante il Focus TG e il tema dell'autonomia che come sempre, come ogni giorno confermiamo con il contagiorni che vedete nella parte alta del vostro televisore, insomma è molto, molto importante non solo per noi ma per i veneti. Ne ha parlato Salvini, sentiamo cosa ha detto. Ma innanzitutto per Trento e Bolzano non cambia assolutamente nulla, nel senso che nessuno tocca o toglie nulla, quindi a scanso di equivoci. Ci sono tutti gli altri che quando vogliono in maniera modulare possono applicare quanto la Costituzione prevede. È curioso che alcune preoccupazioni arrivino da coloro che difendono la Costituzione 364 giorni all'anno e poi quando qualcuno prova ad applicare quanto previsto in Costituzione eccepiscono. È un'autonomia migliorativa che dà la possibilità a chi vuole gestire su un territorio un certo servizio spendendo di meno e rendendo servizi migliori di poterlo fare. Poi puoi scegliere di partire da una competenza, 2 competenze, 5 competenze o 18 competenze. Al lavoro c'è una persona assolutamente seria, competente, affidabile, credibile, che penso abbia incontrato più governatori in questi 2 mesi di quanto alcuni predecessori nell'arco di anni e quindi è in buone mani. Il 2023 sarà l'anno per ascoltare, per stabilire i livelli essenziali di prestazioni, perché nessuno venga lasciato indietro e penso che i vantaggi maggiori potranno essere per i cittadini del centro e del sud, perché gli amministratori del centro e del sud non avranno più alibi se non saranno in grado di fornire alcuni servizi, perché se la sanità in alcune regioni italiane è messa come messa, evidentemente è perché la gestione centrale non ha funzionato e laddove regionale c'erano sempre alibi o non è colpa mia, è colpa sua, è colpa della sfortuna, è colpa di Salvini, è colpa di Roma, è colpa di Trento, è colpa di Bolzano.
E quindi penso che il 2023 sarà l'anno della modernità, dell'efficienza, sia sulle opere pubbliche che sulla riforma della giustizia, che sulla riforma fiscale, che sulla riforma istituzionale, come previsto da Costituzione. Quindi un'autonomia migliorativa. Ho sentito Roberto Calderoli ieri, che era reduce da un incontro con gli enti locali in Regione Calabria, con soddisfazione da parte sua e da parte di tutti. Parliamo ancora di politica, parliamo della Lega perché si avvicina il congresso provinciale trevigiano del partito, dal quale emergerà il nome del segretario dopo il commissariamento. Vediamo le novità. Non cerco l'approvazione di, come ad esempio per Dussin, che ha l'europarlamentare da Re che lo sponsorizza, o Barbisan che ha Stefani, oppure Coin che ha Gobbo. Giuseppe Paolin si toglie qualche sassolino dalla scarpa e segna subito il territorio nei confronti dei suoi avversari diretti. La corsa entra nel vivo e dopo Padova e Verona, con le vittorie dei salviniani e le feroci polemiche annesse nella città del Santo, a Treviso tutti gli occhi sono puntati all'esito forse più atteso tra i congressi provinciali della Lega, quello della Marca previsto tra il 22 e il 29 gennaio. Atteso non solo per la mole dei militanti chiamata a votare, la più alta del Veneto, ma anche per l'inedita corsa a 4 come le anime del carroccio in una provincia spaccata. Da Paolin a Luciano Dussin, da Riccardo Barbisan al deputato Dimitri Coin. Io sono l'unico candidato che non ha sponsor, perché io volevo il mio sponsor sono i militanti. Polemiche interne e spaccature a parte, è il ritorno del voto in un carroccio che nell'ultimo anno ha subito i fortissimi venti di tempesta del dissenso interno, spirati anche e soprattutto da Treviso. E fin da subito l'ex deputato Paolin ha messo in chiaro una cosa: basta segretari politici ai vertici del provinciale. Sto incontrando, fino ad oggi sono arrivato a 35 sezioni, incontrare i militanti per sentire da loro cosa serve alla Lega, cosa sono le proposte per il futuro. Chiuso questo giro, questi incontri, formalizzerò quel mio programma che sarà alla base delle richieste che fanno i militanti. Cambiamo ancora argomento, sono in arrivo i saldi anche in Veneto. Noi siamo andati a Mestre a vedere come sta andando. Abbiamo Ilaria Marchiori per noi sul posto. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in centro a Mestre, come vedete la piazza Ferretto è popolatissima, ci sono i bambini che stanno pattinando sulla pista da ghiaccio, ma con tutta probabilità c'è anche questo movimento perché proprio da oggi iniziano i saldi di fine stagione qui in Veneto, nella nostra regione, e che continueranno fino al 28 febbraio. Ma proviamo subito ad iniziare a cercare qualcuno per vedere se hanno già effettuato i loro primi acquisti o se hanno intenzione di effettuarli. Ecco, con l'aiuto della telecamera di Sandro Ponchio andiamo subito a vedere se ci sono delle persone che hanno già effettuato i loro primi acquisti. È doveroso però dire che effettivamente con il Black Friday, l'ultimo Black Friday che c'è stato, si era stato detto, l'avevano detto le associazioni di categoria soprattutto, che gli acquisti con i saldi invernali sarebbero stati con tutta probabilità più difficoltosi o comunque sarebbero stati di meno, e questo lo appureremo anche ascoltando varie persone qui in centro a Mestre. Andiamo subito a vedere se riusciamo a trovare qualcuno che ha già qualche sacchetto ed ha già fatto qualche primo acquisto con i saldi invernali. Innanzitutto vi voglio anche dire che vediamo fuori alcuni negozi che ci sono anche i mariti, i compagni che stanno probabilmente aspettando che le mogli vengano fuori. Sulle vetrine si vedono già le scritte saldi, come vedete qui ad esempio in questo negozio 5 per 10 euro, ancora un meno 50% fino al meno 50%, insomma vediamo chi adesso riusciremo a trovare.
Nel frattempo, mentre cerchiamo qualcuno, voglio dire che secondo un sondaggio di Confcommercio Veneto Union Camere, ben 2 veneti su 3 considerano un'ottima occasione gli acquisti con i saldi, soprattutto per comprare beni utili o di prima necessità, oppure anche quei prodotti che difficilmente acquisterebbero prima, soprattutto nelle fasce d'età più alte. Ma andiamo a vedere qui dove c'è questo flusso di persone. Ecco qui, abbiamo già una signora che sta entrando, niente, è entrata nel negozio. Vediamo se questa signora che cosa ci può dire. Signora, solo una domanda, ha intenzione di fare acquisti con i saldi? Ne ha già fatti? No, adesso incomincio veramente. Su che cosa ha intenzione di puntare? Su qualche pantalone e qualche paio di scarpe. Quindi abbigliamento? Sì, esatto. Si aspetta di trovare convenienza? Speriamo. Buoni acquisti, grazie signora. Arrivederci. Ecco, avete sentito, questa signora non ha ancora fatto i suoi primi acquisti, ma ha intenzione di effettuarli. Vediamo se questa signora... Niente, non ci vuole concedere l'intervista. Vediamo se andando avanti riusciamo a trovare qualcun altro che ha già fatto qualche acquisto. Come avete sentito, la signora di poco fa ha intenzione di puntare sull'abbigliamento, vuole qualche pantalone e anche scarpe, perché effettivamente sono in molte le persone, anche secondo i primi sondaggi, che hanno intenzione di acquistare abbigliamento e calzature. Ecco qui, vediamo un signore con una borsetta. Signore, buongiorno. Niente, abbiamo un signore che è un turista, quindi sicuramente forse lui lo saprà che ci sono i saldi, ma non è detto che sia così. Come vedete, le immagini di Sandro Ponchio ci stanno facendo vedere tutte le vetrine con le scritte saldi fino al meno 50%. Vediamo se... Ecco, signora, buongiorno, scusi. Niente, non ci voglio... Questa mattina sono tutti intenzionati a correre. Vediamo qui che c'è un ragazzo. Buongiorno, signora. Vediamo che ha una busta. Solo una domanda veloce. Ha già fatto acquisti coi saldi? Sì. Possiamo chiederle cosa ha preso? Un paio di scarpe per la mia ragazza. Ha trovato... Ah, quindi un regalo, neanche una cosa per lei? Un regalo, sì, si pensa sempre agli altri in questo periodo. Un regalo per la Befana? Sì, che è la mia Befana, la mia ragazza. Ha trovato convenienza? Sì, assolutamente sì. Ma le aveva già addocchiate prima oppure è venuto direttamente così a scatola chiusa? Un po' che seguivo il prodotto e quindi ho trovato la convenienza, il momento giusto. Benissimo, grazie mille. Ecco, avete sentito allora, questo ragazzo ad esempio aveva già addocchiato il prodotto, è tornato e ha trovato convenienza. Allora, ecco, avete sentito, c'è chi ci risponde, chi invece è più restio, come succede sempre, ma anche questo è il bello della diretta, ricevere anche dei no. Per concludere, vi volevo dire che in testa alla lista dei desideri, tra le occasioni, ci sono appunto abbigliamento e calzature per il 91% dei veneti, e a distanza seguono casalinghi, elettrodomestici. Più in generale, guardando al futuro, però metà degli intervistati, sempre secondo questo sondaggio di Confcommercio Veneto e Union Camere Veneto, dichiara di avere i soldi necessari per far fronte ai bisogni primari e per poter occasionalmente affrontare spese non essenziali, ma è allarme per il 6,8% che ha dichiarato invece di non avere il necessario nemmeno per far fronte ai bisogni primari, cibo, vestiario, riscaldamento, e che fanno emergere un rischio di allargamento della povertà, perché ovviamente lo sappiamo, quest'anno è iniziato con l'aumento della benzina, ci sono le bollette, ci sono i mutui che stanno comunque andando alle stelle, per cui la situazione è anche questa. Quindi vedremo come andranno queste prime giornate, ci saranno poi dei numeri che verranno forniti dalle associazioni di categoria. Per il momento però qui da Mestre è tutto, questa è la sintesi della mattinata con acquisti saldi. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per questa testimonianza di queste prime ore di saldi, in questo caso a Mestre, ma restiamo a Mestre, che sta vivendo, probabilmente nessuno se lo aspettava, però una piaga, quella dello spopolamento. Sono andate perse 30.000 presenze.
posti di lavoro che erano creati dalle grandi industrie di Porto Marghera si sono annullati. Che prezzo ha pagato il Comune di Venezia al pesante ridimensionamento della sua zona industriale? Dal 2002 al 2021, ad esempio, circa 30.000 mestrini hanno lasciato Mestre, un esodo impressionante, persino superiore a quello di Venezia, in un comune che tra Laguna e Terraferma è recentemente sceso complessivamente al di sotto della popolazione registrata quasi un secolo fa, poco dopo la fusione di Venezia, Murano, Burano, Pellestrina e Marghera con Mestre, Favaro, Chirignago e Zelarino. Lo spopolamento di Mestre si nota di meno perché i mestrini sono stati sostituiti da cittadini stranieri. Al 2021, secondo l'anagrafe, circa 34.000. Ma perché dall'estero ci si trasferisce in una città che perde abitanti? E si dividono in due, filoni, quelli che lavorano ai cantieri navali e quelli che lavorano invece nella grande industria del turismo che è a Venezia. E quindi non è di certo l'industria del turismo, non è di certo un'industria che sia che dia delle prospettive stabili, di stabilità per queste famiglie, e non solo per gli stranieri ma anche per i nostri ragazzi che preferiscono andare fuori. Maria Laura Facini è presidente del Comitato Progetto Comune, una realtà molto attiva a Mestre. Alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, per esempio, aveva redatto un dossier di decine di pagine raccolto sotto il titolo di Proposte per una stagione di cambiamento, sviluppato attraverso un'intensa attività di ascolto delle varie categorie che compongono il territorio. L'anno scorso invece un sondaggio su un campione di 1125 residenti riguardo la città che vorrebbero. Per una giovane coppia a Mestre, al di là del turismo e della pubblica amministrazione, le possibilità occupazionali sono risicate, dice, così come l'acquisto di una casa. Quanto riguarda la casa, anche a Mestre, in terraferma, ma soprattutto in centro a Mestre, il costo degli appartamenti è veramente improponibile, perché sono 4.000 euro al metro quadro e ci sono dei palazzi che stanno sorgendo molto belli, però fuori mercato per la maggior parte delle persone. Lavoro ce n'è veramente poco e quello che invece su cui bisognerebbe lavorare è proprio creare delle possibilità di lavoro per i giovani affinché possano restare qui, non solo per farsi una famiglia ma anche per godere di questa città che si sta trasformando e che ha tutte le potenzialità per diventare quello che è la terza città del Veneto. Alla fine del nostro telegiornale diamo un'occhiata assieme ai dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto per quanto riguarda l'emergenza Covid, perché negli ultimi giorni abbiamo sentito anche notizie di carattere nazionale un po' contrastanti che ci dicono che da una parte ci sono alcuni focolai, dall'altra paura per ingressi dall'estero, da zone in cui invece la situazione è molto più drammatica. Vediamo come sta andando. Allora, gli ultimi tamponi hanno portato a riscontrare 2.249 nuove positività in Veneto, che portano il numero delle persone attualmente positive nella nostra regione a 41.365. Sono numeri piuttosto bassi rispetto a quello che abbiamo visto fino a qualche settimana fa. Ricordiamo nei mesi scorsi si era saliti sopra quota 50.000, quindi sembra denotare una fase di, passateci il termine, di stanca questo momento del Covid. Per capirne qualcosa di più diamo un'occhiata assieme invece alla situazione della sanità in Veneto, come sta reagendo la sanità. Vedete tutti gli ospedali del Veneto. Allora, sono 784 le persone attualmente positive ricoverate negli ospedali del Veneto, sono 42 le persone, 784 per quanto riguarda l'area non critica, sono invece 42 le persone che sono ricoverate in terapia intensiva, dati in calo, 52 ricoverati in meno in area non critica, dati sostanzialmente identici per quanto riguarda la terapia intensiva. Il delta decessi si sposta a 15, quindi vuol dire che ci sono 15 persone che hanno perso la vita nelle scorse ore in Veneto a causa del Covid. Sono numeri comunque drammatici questi dei decessi, fino a quando non vedremo il numero zero in modo fisso, stabile, definitivo in queste grafiche, in queste tabelle che ci arrivano dall'azienda Zero, non potremo dire di esserne usciti. Questa era l'ultima notizia dal nostro telegiornale. Noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi, gli operatori tecnici che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime
ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutte le notizie dal territorio, al focus di Luigi Bacialli poi per l'approfondimento, il talk sull'attualità del Veneto, e ce ne sono di cose da dire, raccontare e commentare, e ovviamente vi auguriamo un buon pomeriggio.